Questo servizio è offerto da Trattoria Pizzeria L'Olimpo. Cuciniamo solo pesce locale. Alla Maddalena, in via Principe Amedeo, telefono 0789 73 7795. Vola sul sintetico del Comunale il Ghilarza dell'ex portiere Grudina. Attacca a testa bassa sin dal primo minuto, rintuzza le iniziative dei padroni di casa e chiude con un risultato pesante per un Ilva Maddalena troppo giovane. Una cinquina con tripletta di Patteri in una giornata in cui tutto è andato storto agli isolani. Applausi per gli ospiti, ma nessuno se l'è sentita di muovere un appunto ai ragazzi allenati da Candido Brocca, encomiabili per impegno e dignità, ma incapaci di gestire con raziocinio una gara nata male e finita peggio. La cronaca è ricca di spunti, soprattutto nel primo tempo. Parte a testa bassa il Ghilarza e al quarto minuto sblocca il risultato. Marino rifinisce per Mingoia, diagonale a centrare il palo, con Mele lesto a ribadire in rete. 1-0. Patteri e una spina nel fianco isolano. Marino mette ordine e di testa al 16° sfiora il raddoppio. L'Ilva Maddalena potrebbe pareggiare al 17° quando Carta si presenta di fronte a Mazzuzzi, ma calcia alto. 2 minuti dopo ancora un'occasione per i locali, sui piedi di Angelo Canu, la cui conclusione trova Porcedda pronta a liberare quasi sulla linea di porta. È il momento migliore per i ragazzi di Brocca, ai quali anche la buona sorte gira la faccia al 21° quando Piras vola sulla fascia, entra in aria e si fa anticipare dall'uscita disperata del portiere. Il Ghilarza non ci sta, ma l'Ilva Maddalena ci mette del suo nell'agevolargli il compito. E così al 22° Patteri approfitta di una indecisione generale e mette dentro il più facile dei palloni. Ilva Maddalena 0, Ghilarza 2. Brividi al 25° per un tiro dalla distanza di Piras che Mazzuzzi non controlla e rimedia in angolo. La testa di Ferraro su punizione di Mingoia mette in apprensione il portiere isolano Filinesi che capitola per la terza volta al 36° su calcio di rigore battuto da Patteri per un fallo commesso da Comiti ai danni dello stesso numero 8 ospite. Ancora lo scatenato Patteri al 40°, tutto solo in area, mette dentro il quarto gol e festeggia la tripletta. Il quinto gol al 65° con Mingoia che trova l'Eurogol dalla distanza. Basta e avanza per chiudere una partita. L'uscita dal campo a testa bassa del tecnico isolano Candido Brocca e dell'acciaccato Matteo Tagliento Ceciarini sono l'immagine simbolo dell'Ilva Maddalena attuale. Isolana Edilizia, la tua ditta di fiducia. Ringraziamo per la disponibilità Antonella Manca, l'arbitro di questa gara Ilva Maddalena Ghilarza. Con un 5-0 si fatica poco ad arbitrare. Diciamo che si fatica comunque, anche perché corrono, giocano e il risultato è stato anche un po' esagerato. Però dobbiamo dire che questa sera c'è stata grande correttezza tra tutti. Sì, è stata una partita corretta. Che cosa spinge un arbitro, specialmente un arbitro donna, ad intraprendere questa carriera? Non so, forse il voler partecipare a un gioco che altrimenti non sarebbe possibile, perché il calcio femminile, seppur un buon calcio, non è la stessa cosa. La ringrazio, tanti auguri e grazie per averci concesso questa intervista. Solitamente le giacchette nere non rilasciano interviste. Giampaolo Grudina, tecnico del Ghilarza. 5-0 la Maddalena, avete un po' esagerato.
Ma certo un risultato insperato alla vigilia, perché notoriamente la Maddalena è sempre stato un campo molto ostico. Siamo stati bravi a interpretare bene la gara, a parte qualche occasione che ho avuto nel primo tempo, poi abbiamo chiuso tutti gli spazi e penso che comunque sia nelle ripartenze siamo stati oggi perlomeno devastanti, visto e considerato che siamo riusciti a fare 5 gol. Quindi tanto di rispetto alla Maddalena, a cui auguro un pronto riscatto. E poi un complimento sicuramente ai miei ragazzi, visto che veniamo da 2 trasferte vittoriose sia in casa del Latte Dolce la prima domenica a Sastri, però anche da una sconfitta interna che ha bruciato molto domenica, dove sicuramente ci è mancato anche un pizzico di fortuna. The Professional, i professionisti dell'abbigliamento da lavoro. Maurizio Patteri, 3 gol alla Maddalena, sei partito dalla panchina nelle prime gare e ti sei scatenato qui all'Isola. Sì, 3 gol importanti per il proseguo del campionato. Molto più importante vincere comunque dai miei gol. Quindi. Ti sei procurato anche il rigore? Sì, procurato e segnato, è andata bene. Quest'Ilva come l'hai vista? Mi è sembrata una squadra abbastanza giovane, non è la squadra degli ultimi anni probabilmente, però penso che si possa salvare tranquillamente, perché in casa sicuramente i punti li fa. Purtroppo magari nelle prime 2 partite ha affrontato 2 squadre buone come la Nuorese e noi e non è andata bene. Matteo Tagliento Ceciarini, uno dei giovani, sicuramente il migliore della sua squadra in questa partita, migliore in una situazione comunque così grave. Dispiace essere migliore in questa situazione così, perdere una partita 5-0 non è facile da digerire. Adesso cominciamo martedì. Quest'oggi la partita si è chiusa quasi subito, al 4° minuto il Ghilarza era già in vantaggio. Siamo entrati un po' molli, quello che non deve succedere in tutte le partite, soprattutto in casa. Tu sei uno dei giovani, anche dei giovani più promettenti. Matteo, credo che comunque la voglia di riscossa ci sia nei giocatori dell'Ilva Maddalena. Quella c'è sempre stata nei giocatori dell'Ilva. Siamo sempre riconosciuti come dei leoni e leoni usciremo ancora. Dal campo comunale Pietro Secci è tutto. Per la MaddalenaTV.it Lorenzo Impagliazzo. Riprese e montaggio Stefano Saltalamacchia. Redazione web Massimiliano Marras. Il rifugio dei peccatori, cucina casereccia, griglieria, vineria, bruschetteria, stuzzicheria, alla Maddalena. Info e prenotazioni 347 366 4638 oppure 366 3146 855.